Un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi è il nostro gradito ospite il dottor Stefano De Carli, che è presidente del FADOI del Friuli Venezia Giulia. Il FADOI è l'associazione di internisti, di medici internisti ospedalieri. E tra l'altro, lo ricordiamo, è direttore della struttura operativa complessa di medicina all'ospedale di San Daniele. Buongiorno, grazie per essere qui. Buongiorno, grazie dell'invito. Diversi gli argomenti che vorremmo affrontare, no, nel corso della trasmissione. Prima di parlare del congresso che si è recentemente tenuto per parlare appunto di organizzazione, di medicina, di assistenza anche sul territorio, vorrei capire quella che è la situazione in questo periodo. Non posso non porle questa domanda, essendo direttore di una struttura appunto di medicina, e vorrei capire come siamo con il Covid, perché arrivano notizie un po' così, no? Che tendono ancora a preoccupare perché c'è un incremento di casi di Covid. La variante Covid, questa variante cos'è? La Omicron 9? Sì, ormai arriveremo anche alla variante Ascari, visto che ormai i vari nomi di questa Omicron, pare A5, eccetera. Pare essere molto infettiva. Sì, è molto infettiva, ma diciamo che ormai non siamo più in una pandemia, ma in una fase endemica, cioè una malattia che ormai è presente alla pari di altre malattie virali con le quali, questa è la mia personale convinzione, bisogna imparare a convivere. Abbiamo la fortuna di avere dei vaccini che si dimostrano efficaci nel tempo, in cui però magari c'è necessità di rinnovare nei soggetti più fragili, perché questi hanno una risposta un po' più limitata al vaccino stesso rispetto ai soggetti sani. Questo però avviene anche un pochino per il vaccino influenzale, anche se è tutta un altro virus e anche altri comportamenti dal punto di vista del vaccinale rispetto ad Omicron, scusate, rispetto a SARS-CoV-2. Però diciamo che il vaccino ha fatto un gran lavoro, la malattia ha perso un po' di patogenicità sicuramente, e bisognerà imparare a convivere, e questa è la mia opinione. Si dovrà cominciare a ragionare come una forma influenzale importante, ma una forma influenzale, come del resto stanno facendo anche i paesi anglosassoni, perché non è, questa è la mia personale opinione, non è che ci libereremo di questo virus, ma semplicemente saranno dei tanti virus sui quali magari sarà necessario fare dei richiami, appuntare delle vaccinazioni, ma praticamente la nuova influenza soppianterà la vecchia influenza, secondo lei? Saranno cioè la classica, l'influenza canonica a cui siamo abituati? Ma in realtà d'inverno noi abbiamo l'influenza canonica, ma ci sono anche altri virus. Sì. Ricordiamoci che fino a qualche anno fa si ipotizzava che uno avesse avuto l'influenza, ma sono tanti le infezioni che nel corso dell'inverno colpiscono, e sempre sui soggetti anche durante più il periodo anziani. estivo, perché anche nel periodo estivo. Certo. Cioè i virus circolano sempre. I virus esistono da prima che esistessimo noi, quindi... Ecco, se non c'è virus non c'è vita, in sostanza. Esatto, beh, in effetti per alcuni aspetti si può anche... dal punto di vista del filogenetico è così. Senta, quindi anche i ricoveri in ospedale, anche lei vede, le arrivano... Ma adesso l'organizzazione, diciamo che si è finalmente, ma non per causa di qualcuno, perché effettivamente ha spiazzato tutti, perché, come avevo forse detto già un'altra volta, io avevo un mio professore, il professor Massimo Clementi, che è virologo adesso al San Raffaele, e ci insegnava all'università che le pandemie erano cicliche, e anzi nell'87 diceva che eravamo in ritardo per una pandemia. In realtà noi ci si aspettava una pandemia di tipo influenzale, invece è arrivato un virus completamente differente, e quindi conseguentemente ci ha spiazzati, perché sono quei cigni neri, sono cose prevedibili ma che non ci si aspetta che arrivino, e quindi ci coglie impreparati. Adesso diciamo che il sistema di rete sia ospedaliera che territoriale è molto migliorato, i percorsi sono tali da permettere di riuscire a sostenere i fatti infettivi, e poi comunque i vaccini hanno giocato molto un ruolo importante, e quindi anche se, ripeto, il virus magari può aver perso di virulenza, sicuramente le vaccinazioni hanno contribuito, perché il fatto che tutte le persone siano vaccinate
ha determinato una minore circolazione del virus nel medesimo soggetto e quindi ha ridotto anche quelle che potevano essere delle varianti, che potevano anche essere peggiori. Quindi anche se il virus non è più pericoloso come prima, la migliore, più efficace delle misure è la vaccinazione. Senta, passiamo praticamente all'argomento che doveva essere, no, l'argomento centrale della trasmissione di oggi. Lei ha organizzato insieme ai suoi colleghi un congresso che si è svolto sabato scorso qui a Udine, alla Dimoret. E un incontro, un congresso, un incontro confronto per parlare di assistenza sul territorio, di assistenza in generale. Chiaramente sono emerse delle proposte. Intanto analizziamo quella che è la situazione attuale, come può essere migliorata secondo le osservazioni che sono appunto state rilevate nel corso del congresso. Ma il congresso è stato una ripresa di un ritorno alla normalità. Fra l'altro so che in un'altra puntata ci sarà il mio collega dell'Animo, degli infermieri. Noi come società scientifica abbiamo una consorella che è quella degli infermieri, perché riteniamo che le problematiche sanitarie non siano settoriali, vanno proprio condivise con altre figure, in primis gli infermieri, perché quando trattiamo di salute dobbiamo parlare proprio a 360 gradi e fa parte un po' della nostra connotazione internistica. Abbiamo avuto questo evento che è stato sia di contenuto scientifico per rivedere un pochino percorsi, per migliorare anche quelli che sono i processi di cura, confrontandoci con esperti. Abbiamo la fortuna di avere degli importanti esperti di discipline anche nella nostra regione, quindi abbiamo avuto la possibilità di usufruire di questo confronto e poi abbiamo invece dedicato una tavola anche assieme all'Animo il giorno successivo proprio su quelle che sono le problematiche sanitarie, problematiche che sono sia legate a questa nuova riforma che avverrà anche per il PNRR, che prevede una parte della spesa di investimento, in realtà più che spesa, circa l'8% nella salute, e che si esplicherà anche con quello che è il DM 71, che va a prevedere come riorganizzare gli standard territoriali, ma abbiamo dovuto anche parlare un po' di quelli che sono i problemi più attuali, cioè le crisi di personale sanitario, che era una cosa che già si prevedeva, ma che purtroppo al pari di quello che è stato il Covid sono cose che si prevedevano, ma sono precipitate in quest'ultimo periodo. Quindi anche calo del personale sanitario, cioè, perché anche se uno si organizza con una struttura ad hoc, effettivamente c'è il problema di trovare anche le persone da collocare in quella struttura, anche in questo senso. Perché purtroppo c'è stata una senescenza del personale, quindi c'è stato una che non era stato previsto, però si sapeva in sostanza che... Allora, in realtà era quasi previsto, perché io negli anni 90 naturalmente mi ricordo, sai che tot persone vanno. Allora, c'è stata una stima che ho letto, che in pratica negli ultimi 2 anni sono andati, per quanto riguarda il personale medico, in pensione lo stesso numero che era andato circa nei 7-8 anni precedenti. Quindi ha semplicemente determinato un vuoto che è difficile da colmare, perché per formare un medico specialista occorrono 11 anni di studi, quindi tutte quelle che possono essere le decisioni che devono essere prese adesso avranno il loro effetto tra qualche anno. Quello che possiamo fare è cercare di migliorare, quello che possiamo fare noi anche nel mio ruolo, di migliorare quelle che sono le condizioni lavorative del personale e cercare di mantenere attrattivo il sistema, oppure anche proprio di trovare dei ruoli in modo tale anche quando ci sono delle situazioni come queste di crisi, devono essere trasformati in opportunità. Infatti a me, più che piano di resilienza, piace pensarlo che la resilienza è un fatto passivo. Mi piacerebbe ragionare come quella che è un concetto che si definisce di antifragilità, cioè da una situazione di difficoltà bisogna riuscirla a trasformare in una prospettiva. Prospettiva che abbiamo discusso anche nel corso del nostro congresso, di come questa
necessità di riorganizzazione territoriale possa essere una ripartenza anche per noi internisti, perché quello che manca è sul territorio, nel rapporto tra ospedale e territorio, la figura che metta insieme il medico in medicina generale e gli specialisti ospedalieri. In un fatto di carenze bisogna ottimizzare questo, e questo si può ottimizzare rendendo più appropriati i percorsi e l'organizzazione, e quindi sfruttando al meglio sia quello che è la parte informatica, quindi con la telemedicina, ma anche quelle che sono le connessioni fra persone, perché se noi miglioriamo la collaborazione fra professionisti, medici, infermieri e anche con quelli che sono i decisori, che possono essere a tutti i livelli, noi riusciamo anche in carenza di risorse, perché si lavora sempre in carenza di risorse, ad ottenere degli obiettivi che vanno ben al di là di quello che probabilmente ci aspettiamo anche all'inizio, anche se si è magari ottimisti, perché secondo me l'organizzazione è alla base di tutto. E queste sono le tematiche che avete affrontato. Esatto, noi abbiamo proposto anche parlando, abbiamo avuto la fortuna di avere l'assessore Riccardi, quello che noi abbiamo detto sia come medici come infermieri non è, abbiamo fatto nessun tipo di rivendicazione, ma semplicemente noi abbiamo detto, e qua lo ripetiamo proprio come associazione anche a livello nazionale, che noi siamo qui, qualsiasi cosa noi possiamo fare, noi siamo disposti e siamo pronti a dare il nostro contributo per il miglioramento della salute del cittadino. Bene, il tempo a nostra disposizione è scaduto, non posso fare altro che ringraziarla. Grazie. E rinvitarla. Parlerò di nuovo ancora di Covid e poi di altro. Ecco, speriamo non solo di Covid, no, anzi speriamo proprio di non dover parlare di Covid. Sì, anche perché è una cosa che ormai mi ha annoiato, posso dirglielo sinceramente. Sì? Sì. Basta? Basta, parliamo d'altro. Ma la preoccupazione, almeno per quanto mi riguarda, cioè, c'è sempre, c'è sempre. Sì, sì. Ma preoccuparsi non vuol dire occuparsi, bisogna dei problemi, non preoccuparsi, bisogna occuparsi e risolverli. Grazie, grazie a Stefano De Carli, che ricordiamo essere presidente del PADOI e del Friuli Venezia Giulia e tra l'altro, dobbiamo ricordarlo, direttore struttura operativa complessa di medicina dell'ospedale di San Daniele. Grazie per essere stato con noi. Grazie dell'invito. Grazie ai nostri amici telespettatori. Arrivederci alla prossima puntata.